Onorevole Di Mauro, oggi si presenta il dottore Montaperto alla città per chiedere il consenso in una economia favarese, diciamolo, totalmente distrutta. Ecco, non è difficile portare avanti questa battaglia e poi molti si chiedono ma chi glielo fa fare? Ma guardi, io credo che quello che è successo in questi ultimi anni sia stata una cosa grave, un'amministrazione che purtroppo non è riuscita a innestarsi nei meccanismi virtuosi sia della Regione Siciliana sia che dello Stato. Il nostro obiettivo è mettere in campo un'azione politica attraverso una personalità di questa città che è un noto professionista, molto vicino a tutti i pezzi della società e che ha anche un'esperienza politica. Le risorse della Regione Siciliana, ovviamente guidata da Musumeci che accanto a noi e anche gli altri partiti che lo sostengono, faranno sì che potremo essere in grado di poter intercettare i fondi del PNR. Per Favara questa sarà una grande opportunità per ricucire questo territorio ed evitare ciò che è successo in passato quando sono stati abbattuti dei palazzi per via della crisi che c'è in questa realtà, che è soprattutto una crisi di natura morfologica. Il territorio ha una serie di costruzioni che avrebbero bisogno di essere rimesse in pristino e credo che una battaglia per il centro storico lo potremo fare. Onorevole Savarino, qui a Favara ad appoggiare la candidatura del dottore Montaperto, una candidatura sicuramente difficile e impegnativa anche per le 1000 problematiche che il Paese presenta. Non c'è dubbio, e proprio per questo abbiamo raccolto con le altre forze politiche che sostengono il centrodestra. Noi diventerà bellissima la candidatura del dottore Montaperto perché è un medico, un uomo abituato all'ascolto dei suoi cittadini, all'ascolto della gente e all'ascolto anche nel momento di bisogno. Ecco, in questo momento Favara, che è isolata politicamente ed è piena di problemi, ha bisogno di un uomo che sappia ascoltarne tutte le istanze e poi ha bisogno di noi che a Palermo togliamo questa città dall'isolamento e riusciamo a dare a quelle istanze che vengano presentate però attraverso progetti, che vengono presentate attraverso richieste legittime, sbloccare questa città e dargli una speranza e dargli un futuro. La Regione Siciliana con il governo Musumeci sta spendendo tutti i fondi europei, ora una delibera di giunta che fa l'accertamento sblocca oltre 3 miliardi e 2 di progetti di fondi già spesi, quindi di pagamenti per progetti già spesi. È un'occasione importante, questa città non può rimanere fuori da questo circuito, quindi serve un uomo abituato ad essere vicino alla gente nel momento di maggiore bisogno, come sono i medici, e Favara questo è un momento di maggiore bisogno, non è mai stata in un momento di difficoltà come questo e ha bisogno anche di una sinergia sana con i partiti che in questo momento governano la Regione Siciliana, perché quei tanti problemi che ci sono attraverso un'amministrazione sana e attraverso questa sinergia di cui parlavo possano trovare soluzione. Questo è il nostro impegno per Favara, che diventerà bellissima. Fratelli d'Italia oggi appoggia la candidatura del dottore Montaperto in un momento difficilissimo. Ecco, come mai lei avete scelto di fare questo passo politicamente parlando? Noi pensiamo che il dottor Montaperto sia la migliore candidatura per Favara, per il rilancio di Favara. Purtroppo, come sappiamo, stiamo vivendo un momento grandioso con tanti problemi, soprattutto quello della spazzatura e anche altri problemi, soprattutto depressione fiscale ed economica, e pensiamo che questa coalizione che è a supporto di Totò Montaperto possa veramente rilanciare Favara. Noi siamo orgogliosi della scelta che abbiamo fatto, andiamo avanti veramente con un gruppo di alleati che veramente possiamo dare un segnale importante su Favara.